Dire al paziente ma sai non ci sono medici perché la regione non assume non è vero, nel senso che noi abbiamo migliaia di posti vacanti, non riusciamo a coprirli perché i concorsi o non si presentano o si presentano, vincono e se ne vanno da un'altra parte, nel senso che ci sono più offerte di lavoro di quelli che sono i medici. In Italia mancheranno circa 56.000 medici e se non ricordo male il dato Veneto abbiamo almeno un deficit di organico di 1.300 unità. Questo per dire che i medici non ci sono e se non ci sono negli ospedali non è perché la regione non vuole, la regione fa i concorsi ma non si riesce ad assumere. Guardi, le faccio un esempio, partiamo dal pronto soccorso che è la prima emergenza e se potessimo in questa fase emergenziale utilizzare anche medici che non hanno la specializzazione per l'emergenza urgenza ma che sono medici, potremmo già dare una mano nei pronto soccorso. Pensare che tutti quelli che vanno in pensione, poi c'è sempre qualcuno che fa polemica, io non sono per far lavorare quelli in pensione, però dico se mancano medici, penso che ci sono molti medici che vanno in pensione con le lacrime agli occhi perché sono nel culmine della loro attività, sono dei grandi professionisti, magari dei grandi chirurghi, dei grandi operatori e sono costretti a 65 anni ad andare in pensione. Non ci vedo nulla di tragico che davanti a un grande chirurgo che trapianta cuori a 65 anni magari gli dici restami un anno in più, 2 anni in più e fai un po' di attività di formazione con dei giovani. Queste sono le cose da fare. E poi il tema della scuola di specialità che deve essere aperta con più numeri ed infine, io continuo a dirlo, eliminare il numero chiuso. Eliminare il numero chiuso. Non possiamo selezionare il futuro chirurgo facendo un test d'ammissione, perché il futuro chirurgo ha genialità, creatività, ma soprattutto manualità e lo vediamo solo quando sarà medico e inizia a entrare in sala operatoria. Ma se li selezioniamo chiedendogli che colore è il cavallo di Napoleone, finisce male.